Situazione confusa in Sicilia, ancora nel centro-sinistra, dove non viene ufficializzata la candidatura del rettore Franco Micari, anche se lo stesso qualche giorno fa si è presentato in conferenza stampa offrendola al centro-sinistra e ai partiti che l'avrebbero condivisa. A sponsorizzare maggiormente la figura di Micari in Sicilia, candidato prossimo governatore in occasione del voto del 5 novembre, il gruppo parlamentare di Sicilia Futura, il cui riferimento politico è dato dal parlamentare nazionale Salvatore Cardinale, che forte dell'accordo stipulato qualche mese fa con il segretario del PD Renzi con il famoso patto della seppia siglato in un noto ristorante romano, è convinto che con le 4 liste di appoggio che Sicilia Futura farà in Sicilia, Micari ce la può sicuramente fare. Idea avallata anche dal parlamentare D'Agostino, che recentemente è convinto che le liste di Sicilia Futura otterranno certamente il 40% dei voti nella nostra regione. Figura vincente e carismatica sul rettore Micari la dà anche il parlamentare regionale di Sicilia Futura, l'empedocrino Michele Cimino, già vicepresidente della regione con diversi incarichi assessoriali, che da tempo è sceso in campo proprio per il rettore Micari. Onorevole Cimino, si va verso le consultazioni regionali, il centrodestra si è compattato alla grande, mentre a sinistra ancora ci sono delle forti fibrillazioni che non hanno un chiaro quadro. Come stanno le cose? Io sono certo che anche il centrosinistra riuscirà a ricompattarsi. La candidatura che è stata scelta è una candidatura molto autorevole, quella del professore Micari, il rettore dell'Università di Palermo, per dare un segnale forte al territorio di mettere in prima linea una personalità del mondo della ricerca e dell'Accademia siciliana, proprio per creare le condizioni di risolvere le problematiche che in Sicilia in questi anni sono state affrontate e sono state affrontate male. Io ritengo che con il professore Micari, con la squadra che si riuscirà a determinare, con un centrosinistra forte, Sicilia Futura sta facendo delle ottime liste in tutta la Sicilia, con una presenza di radicamento in tutti i comuni siciliani molto cospicua, riuscirà ad avere la meglio rispetto agli altri candidati. Con il professore Micari stiamo creando le condizioni di mettere in campo esperienza, competenza ed anche voglia di dare un forte segnale di cambiamento per la nostra regione.